È stata presentata nei giorni scorsi dalla direzione della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica la nuova programmazione dei corsi extrascolastici che verranno proposti dal mese di novembre all'interno dell'Istituto Santa Dorotea di Cemmo di Capodiponte. Ricca e differenziata per soddisfare esigenze culturali e gusti personali, la serie di 30 corsi è raccolta nei macrotemi lingue, arte, benessere e sport, cucina, hobby, manualità, management e servizi alle imprese. Quindi corsi anche legati al settore finanziario. Sono corsi che si propongono a catalogo, ma che possono anche venire svolti direttamente in azienda per le aziende, perché la grande novità è che questi corsi sono indirizzati sia alle famiglie e ai giovani e meno giovani della Valle Camonica che vogliono trovare in un ambiente piacevole e accogliente la possibilità di gestire il loro tempo libero, e anche però corsi professionali tenuti da professionisti di alto livello presso le aziende stesse. Per conoscere da vicino l'offerta è possibile consultare il sito scuolacattolicavalle-camonica.it. Il CFP Padre Marcolini invece avrà un ruolo importante in questi corsi, in modo particolare si rivolgerà alle imprese. Per costituire dei gruppi di interesse delle imprese, e incontriamo le imprese in questi gruppi per focalizzare quelli che sono i loro bisogni di sviluppo, ma ovviamente formativi e occupazionali, e per avere un orientamento per far sì che la nostra formazione sia sempre di più attinente al mercato del lavoro. Oggi dobbiamo fare un'operazione chirurgica scientifica sulla formazione professionale, perché non possiamo assolutamente sbagliare, non c'è più un'occupazione a largo raggio, ma deve esserci la preparazione di tecnici, di professionisti finalizzati a quelle nicchie di mercato che sono utili per sviluppare l'impresa e la Valle Camonica. Infine il CFP propone, tra le altre cose, oltre ai corsi di formazione di falegnameria, elettrotecnica e termoidraulica, anche 3 nuovi ambiti che riguardano invece i settori agroalimentari, del lattiero caseario, del vitivinicolo e dell'agricoltura.